Ci troviamo a Gemona del Friuli per la 33esima edizione della Corsa per Haiti, un evento che unisce sport, solidarietà e territorio. Questa manifestazione racconta molto della regione Friuli Venezia Giulia, solidarietà, volontariato e territorio. È questo, secondo lei, il suo punto di forza? Unire queste tre tematiche molto importanti? Sì, ha centrato benissimo quelli che sono i valori della corsa di Help Haiti, che il suo fondatore Sante Chiarcosso con la moglie ha voluto trasmettere attraverso il ciclismo, ed è una bellissima occasione quella di oggi, perché decidere di celebrare questa grande gara proprio sui territori dove il terremoto 50 anni fa ha devastato tutto significa moltissimo per noi, perché noi abbiamo ricevuto una solidarietà infinita da ogni parte del mondo, e quindi quella solidarietà con grande rispetto l'abbiamo sempre cercata di restituire, e portare oggi Help Haiti qui significa dire che ci siamo ancora con la voglia di dare una mano al prossimo dove ci sono difficoltà, e continueremo sicuramente a ragionare in questi termini grazie all'impegno di Sante e dei suoi collaboratori, con una spinta seria a dire che la solidarietà è nelle vene della gente friulana, e manifestazioni come questa lo testimoniano, vista la grande partecipazione, perché credo che sfioriamo i record. E attraversare il territorio qui vicino appunto è una bellissima occasione anche per promuoverlo, perché la zona pedemontana è bellissima per gli appassionati di bicicletta, e quindi con questa bella giornata credo che sarà perfetto lo scenario, e auguro a tutti buona gara. Che valore ha oggi una manifestazione come la Corsa per Haiti per tutto il territorio del Gemonese? Beh, un grande valore, un valore importantissimo quest'anno soprattutto, ma lo ha sempre per i 50 anni, l'anniversario dei 50 anni del terremoto del 1976. È un momento splendido per il nostro territorio, in quanto attraverso la solidarietà, anche la solidarietà che ci fu quella volta, noi abbiamo ricevuto molto in questo territorio, e quindi questo è un evento sportivo ma che comunque fa molta solidarietà, quindi anche un modo per noi per promuovere il territorio, ma anche per restituire un po' quella solidarietà che abbiamo ricevuto. E approfitto anche per ringraziare tutti coloro che organizzano ogni anno da 33 anni questa splendida manifestazione, e che anche quest'anno si sono impegnati molto per organizzarla, quindi il gruppo Chiarcosso, ma tutti coloro che collaborano. L'importanza per lei e per la comunità di Gemona di accogliere un evento così importante e con dei valori così significativi. Per noi è un onore accogliere questa competizione, e per la prima volta ringraziamo Sante Chiarcosso e tutti coloro che hanno lavorato per arrivare a questo giorno, e tutti quelli che stanno lavorando in questo giorno, perché ovviamente è molto impegnativa, un percorso molto lungo, e quindi ci sono tanti punti da osservare, quindi lo ringraziamo per questa straordinaria attività. Gli eventi del 50° anniversario del terremoto hanno riguardato momenti di commemorazione legate alle 1000 vittime del Friuli, alle 400 di Gemona, ma ci sono anche momenti che vogliono celebrare quella che è stata la successiva ricostruzione, e uno di questi credo possa rientrare questo evento che è di carattere sportivo, ma che soprattutto si inserisce anche all'interno del progetto Sportland, che è un progetto turistico-economico che è nato circa 15 anni fa e che continua ovviamente a proseguire, dando opportunità di crescita anche territoriale su una regione che è straordinaria, su dei percorsi anche ciclabili che sono meravigliosi, a bassa intensità di traffico, quindi abbiamo le migliori condizioni per i ciclisti. Cosa significa per lei essere stato scelto come testimonial e rappresentare valori così importanti come sport, comunità, solidarietà e territorio? È un onore innanzitutto, ma poi essere qui presente appunto per una manifestazione di solidarietà, ricordo del terremoto dopo 50 anni, ed anche avendolo vissuto sicuramente è qualcosa di toccante e di importante, però sono qui anche
per un amico Sant'Chiarcosso che da tanti anni porta avanti questa manifestazione, e permettetemi anche di ricordare Enzo Cainero, che per noi friulani è stata una persona indimenticata ed indimenticabile. L'importanza per la comunità di Gemona del Friuli di ospitare eventi così importanti con tematiche così sensibili e che riuniscono la comunità e valorizzano anche il territorio. Certo, è un orgoglio, un onore fare queste cose, perché qui io al tempo del terremoto, soprattutto perché quest'anno celebriamo il 50° anniversario, un anniversario di commemorazioni principalmente perché abbiamo avuto 400 morti solo qua a Gemona e 1000 in tutto il Friuli. Però abbiamo voluto affiancare a questo ricordo per chi è mancato e tutti i loro familiari anche un momento di sport, sicuramente come quello di oggi, ma ci sono anche moltissime altre attività che abbiamo messo a calendario fino alla fine dell'anno, e quindi questo è anche per dare una riconoscenza, un ricordo a tutti quelli che sono venuti qua da noi ad aiutarci in quei momenti tragici. Cosa significa essere testimonial di questa manifestazione, essere stato scelto per rappresentare valori di sport, solidarietà e unione per la comunità del Friuli e anche di Gemona in particolar modo? Per me è proprio un onore essere qui a questa corsa che ricorda persone che non hanno la nostra fortuna di vivere così come stiamo vivendo noi, e soprattutto quello che mi fa piacere è che, avendo partecipato a quella tappa che partiva da Gemona, ricordo perfettamente questo momento e tutto quello che c'è stato successivamente. È splendido vedere adesso ancora che ci ricordiamo di tutto questo, ed è bello vedere tanta gente che vuole essere qui presente proprio per tutto questo, per la rinascita, perché noi dobbiamo sempre pensare al futuro. Oggi abbiamo messo in campo parecchi uomini, oltre 40, che stanno intervenendo tutti al di fuori del proprio orario di lavoro e a titolo assolutamente gratuito, perché ci teniamo, e siamo riusciti a mettere in campo un gruppo di persone che naturalmente non riescono a fare la viabilità, che non è il nostro, però hanno garantito, insieme a tutte le altre forze in gioco, parte della sicurezza del percorso, con degli operatori in grado di intervenire sia sotto il profilo tecnico, l'incidente stradale o il recupero di persone, sia anche per un primo intervento sotto il profilo sanitario. Eravamo in strettissima collaborazione col personale della Sores e del soccorso sanitario, il che ci ha permesso di prevenire soprattutto tutto ciò che poteva capitare. Come mai ha scelto di prendere parte e sostenere un evento che unisce sport e solidarietà? Ma soprattutto perché abbiamo fatto un gemellaggio con la nostra Gran Fondo Michele Scarponi e la Fondazione Michele Scarponi, che si occupa soprattutto di sicurezza per quanto riguarda il mondo del ciclismo, il ciclista, il pedone, tutto per la sicurezza sulla strada. E abbiamo partecipato appunto, oltre questo gemellaggio, anche perché la corsa per Haiti è soprattutto un discorso solidale e noi viviamo sulla solidarietà. Ed è qui con noi Sant'Chiarcosso, presidente della ASD Chiarcosso El Paiti. È un onore per me averla qua. Volevo chiederle se ci racconta brevemente un bilancio della giornata. Il bilancio è entusiasmante perché 800 persone granfondisti che partono e poi si aggiungono i giovani, siamo arrivati a 1000 fra i partecipanti, perché anche i cicloturisti. Vuol dire che hanno apprezzato la nostra scelta, vuol dire che Gemona ha attirato i corridori, vuol dire che la friulanità e il Friuli ha cominciato ad attirare al di là, che noi siamo l'ultima regione d'Italia. Quindi dal punto di vista sportivo, dal punto di vista mediatico, dal punto di vista anche come organizzatore appassionato di ciclismo, dico che è stata una giornata splendida. Aggiungiamo anche che ci sono venuti dei testimoni importanti. È venuto il commissario tecnico, sì è vero, è friulano, ma guardate che è sempre in giro e ha scelto lui di fare il percorso lungo e me l'aveva promesso e si è fatto autorizzare dalla federazione. Cioè, tutto questo vuol dire che adobbrandoci un po' riusciamo anche ad attirare le istituzioni per il Friuli.
la cosa è importante perché noi siamo quelli del confine e il fatto che questo ci hanno provato in più, diciamo che noi abbiamo questo messaggio solidale, ma nella fattispecie non è per il messaggio solidale perché ci conoscono da 33 anni. In più abbiamo dato un'evoluzione al mondo amatoriale perché incredibilmente oggi si sono fatti la tessera giornaliera. Cosa vuol dire? Che uno ha scelto di venire a correre qua perché non fa più le gran fondo. Tutti gli altri granfondisti, anche le più importanti, la Nove Colli, hanno un calo di iscrizioni. Noi quest'anno abbiamo avuto 150 in più di iscrizioni, quindi è un risultato splendido. E so che lei ha un legame speciale con il costruttore Fausto Pinarello che ha scelto di partecipare al vostro evento. Ci vuole raccontare brevemente anche i progetti che avete in comune? È venuto alla partenza, era con me. Avevamo 3 biciclette Pinarello, non faccio pubblicità, ma ci sta al gioco perché? Perché Fausto con noi sta coltivando un sogno, diciamo un sogno per ora. È iniziato già dal 19, poi dal 19 che non riusciamo ad andare ad Haiti e ieri è partita la nave che va ad Haiti con una bicicletta, 3 biciclette offerte da lui e una proprio per un ragazzo junior haitiano che va ai mondiali che noi speriamo di portare in Italia con lo stage. Fausto insieme ai fratelli cremonesi sarebbero quelli che sponsorizzano questo nostro sogno. Quindi il fatto che abbia scelto di venire, io le avevo chiesto, ma... Siete molto contenti di questo e io la ringrazio a nome di tutti noi. Grazie.